Buon pomeriggio signore e signori, bentornati su Manor Lords, io sono il vostro Lord Perso e siamo tornati in un altro gameplay di Forte Alto. Forte Alto sta in un altopiano, diciamo, come potete vedere, adesso ve lo mostro, guardatelo qui che bello. Un sogno erotico se non fosse che siamo costantemente attaccati da chiunque, banditi e a breve mi sa anche da altre popolazioni che sono presenti all'interno della vallata. Per ora abbiamo reclamato i nostri territori, ma ehm, la stiamo rischiando grossa perché non abbiamo un gran numero di persone armate che ci possono difendere. Gli altri invece hanno fior di quattrini, potremmo dire, fior di uomini, e noi dobbiamo assolutamente recuperare il gap. Ora non avevamo le armature, le abbiamo prese, armature, armi eccetera. Ora ci manca il manpower, quindi va assolutamente sistemata la situazione. Però siccome diciamo per avere un maggior manpower dobbiamo avere più uomini, ma per avere più uomini dobbiamo avere più cibo e qui ne abbiamo solo 7. Dobbiamo assolutamente sistemare questa cosa qui. Quindi dobbiamo, per fare questo, voglio assolutamente modificare le abilità del villaggio. Adesso vi faccio vedere cosa voglio fare. Come prima cosa andiamo a rimuovere il mercato, sperando che non ci siano problematiche di sorta per questa azione che ho fatto in maniera così anche tardiva. Andiamo a rimuovere le strade, quindi prendiamo la strada e andiamo a rimuovere proprio le strade perché voglio assolutamente modificare la viabilità e lo faccio in base a quello che ho pensato. Adesso vi faccio vedere, l'ho già fatto diciamo off screen, quindi si riesce tranquillamente a farlo, quindi lo andiamo a fare, speriamo che sia sostenibile dal punto di vista ovviamente del gameplay. Quindi mettiamo il primo pezzo, qua devo capire, ok, qui poi ci mettiamo così, curviamo la strada in base alla inclinazione del terreno, facciamo così, rientriamo un attimo con le superfici e ci cerchiamo di innestare qua. Io credo che sia qui, credo, il centro. Vediamo, senza generare conflitti. Qua che c'è questa leggera curva, la continuiamo e oppure la portiamo direttamente così, potremmo fare addirittura. Però vediamo un attimo per questa strada qua. Allora, la chiesa, la strada principale scende e arriva qui a questo incrocio, anche se non è bellissimo che arrivi in stalla, ma dopo l'andiamo a sistemare sicuramente. Andiamo a rimuovere queste strade brutte fatte così che non mi piacciono, anche se sono molto realistiche, però le togliamo. Rimuoviamo anche questa, qui rimuoviamo anche questa e qui rimuoviamo anche questa. Questa la tiriamo, anzi prendiamo questa qui, la tiriamo, la facciamo arrivare più o meno qua, e perché ragazzi dobbiamo proprio costruire un botto di case, quindi la facciamo così, sperando che non mi dia problematiche dopo di conflitti. Qua già vedo che così, perfetto, e così, perfetto. Questa è la strada. Dopo magari, boh, la vado a sistemare, la vado a tagliare così e poi ritagliare. Boh, non lo so, adesso vediamo. Partiamo subito con la costruzione di case, visto che appunto ho abbastanza cibo per potermelo permettere. Ok, questa mi fa costruire una casa sola. Va bene. Costruiamo questa mega casa, ok. E da questo incrocio lo facciamo dipartire e lo facciamo curvare in questa direzione, perché qui ne costruiremo un'altra. Intanto qui ci facciamo i polli, che ne abbiamo tolti parecchi di case con i polli, quindi ci mettiamo i polli da questo lato. Poi mi piacerebbe costruire una zona magazzino, ma la spostiamo di qui, quindi attendiamo che le risorse, queste qua, vengano prelevate. Sì, lo so che richiedi spazio. Ah, certo, non l'ho messo, ragazzi. Che cacchio sto facendo? Mettiamo il mercato, che non mi ricordo mai dove sta. Il mercato, qui.
Ok, allora posizioniamolo bene e cerchiamo di farlo di una misura decente. Tipo così non mi dispiace, per dire. Che comunque non è, fatemi vedere, forse è un po' troppo grande però, perché effettivamente di bancarelle. Vero che dopo voglio fare dei mercati un po' più consistenti, però al massimo lo raddoppio il mercato. Allora, così secondo me è un buon mercato. Dai, va bene, lo prendiamo così. Adesso si ricostruiranno tutte le bancarelle. Aspettiamo di avere un po' più di popolazione. Quindi di fatto il villaggio è diviso praticamente in due arterie, una che va così e una che va così, e l'altra che va verso il castello. Comunque, vabbè, castello è una parola grossa però. Allora, prima di tutto, qui dobbiamo aumentare il numero di uomini. Per aumentare il numero di uomini comitatus dobbiamo assolutamente reclutare del denaro. E quindi iniziamo a mettere la tassa, anche se non piacerà a questi cittadini, però. Qui ho delle materie prime che si stanno deteriorando. Ovviamente è cibo, però, ragazzi, va bene così. Non possiamo fare altro. Ok, qui intanto dal punto di vista commerciale stiamo andando abbastanza bene. Allora io aprirei degli altri commerci, tipo i gommitoli, che ne abbiamo in quantità veramente spropositata. Io andrei a aprire una rotta, li esportiamo e li teniamo, boh, 30, dai. Facciamo così. Ok, qui il mercato si sta popolando. Appena mi tolgono questo, mettiamo la strada e poi con la strada ci facciamo le case, ragazzi. Allora, qui stavo dicendo... No, vabbè, avevo detto che aspettavamo e aspettiamo. Allora, ok, qui la casa è stata fatta, perfetto, la possiamo espandere. Espandiamola. Ok, qui Burgage fatto, espandiamo anche qui. Ottimo, poi voglio dare qui un animale dedicato. Ok, in modo tale che avranno sempre da un animale per prendere il legno e solo uno quindi costruirà. Poi sarebbe da fare un'altra stanga da qualche parte per sempre per il trasporto. Adesso vediamo. Qui hanno terminato. Allora spostiamoci e andiamo nelle avanzate e apriamo ancora di più il varco verso il bosco. Anche tu, per favore, apri il varco verso il bosco di qua. Prendimi la legna, grazie. Poi dovremmo mettere anche un capanno dei guardaboschi, ragazzi. Dobbiamo fare 300.000 cose. Qui siamo messi abbastanza bene come fornitura, però insomma. Vediamo. Sono state fatte tutte le costruzioni. Mancano questa qui, che manca il legno, ma arriverà a breve. 9 compagnie mercenari disponibili. Abbiamo preso 14 dalla tassazione. Va bene. Ok. Un po' di denaro arriva, anche se ne mi ha speso tanto a livello commerciale, ma vedrete che... Ok, adesso sta pian piano uscendo. Qui manca la famiglia per la costruzione, qui manca invece il legname. Dai. Ma se io metto una persona in più mi prendono le scorte. Ok, adesso pian piano. Ok. Stanno facendo, però ci impiegano veramente un po' troppo. Non so se è in base alla richiesta dei villagers oppure no. Allora, poi ho visto che noi abbiamo tanti... Ah, qua posso... mi ero dimenticato. Allora facciamo le mele, perché poi questa zona qui, ragazzi, la dovrò andare a demolire. E dopo vi spiego cosa voglio fare. Quindi andiamo a fare impollinazione. Cioè, scusate, impollinazione l'orto. Stavo leggendo. Qui ci sarà da modificare tutto, perché voglio andare assolutamente a prendermi la fertilità del terreno. E vedete che c'è la segale, che è tutta questa zona, e il farro qui. Quindi dovrò scegliere cosa produrre e dovrò abbattere sicuramente queste case. Quindi sarà da rivedere proprio tantissimo la viabilità di tutto il villaggio. Qui intanto faccio una strada alternativa, perché poi dovremo spostare tutte le strutture. Qui riposizioniamo il segantino, lo facciamo un po' più vicino e lo facciamo magari lo facciamo magari
qui come zona, anche se mi va a occupare un po' troppo. Vabbè, lo facciamo qui, quindi lo spostiamo e li uniamo direttamente con una strada. Ok, potremmo fare così, che è un po' più realistico. Va bene. Qui abbiamo spostato, lo spostamento ci libera un po' di terreno da sfruttare un po' meglio, diciamo, e poi è un po' più armonioso, dai, la strada un po' più armoniosa. Ok, terminata la costruzione del Burgage, ma mancano le persone, quindi finché ci sono le persone. Allora, è vero che qui manca il legno, però no, dai, teniamolo così. Dai, una persona può arrivare per favore, così l'assegno al mercato, al granaio. Mi va a recuperare questo cibo che ho paura che mi vada male. No, niente da fare. Ok, è stata fatta la buca del segantino. Ora mettiamo questa persona qui. Tanto non dobbiamo costruire più nulla, se non erro. Deve essere tutto a posto. Adesso si stanno deteriorando i prodotti, magari con una famiglia in più. Che dite? Oh, si è trasferita in una nuova famiglia, perfetto. Perfetto. Bancarella di cibo, un'altra bancarella è stata fatta. Dai, ci portiamo via un po' di cibo. Qui hanno finito, benissimo. Quindi togliamo questa famiglia. Ottimo. E allora questa famiglia o mi va a fare il mercato, oppure anche qui non sarebbe male, Anche qui non sarebbe male. Anche qui potremmo aprire la vendita degli archi. Solo che ragazzi, cioè non porta dentro niente praticamente. Non porta praticamente dentro niente, perché gli archi 2. Cioè, vabbè. Fa proprio schifo questa cosa con il mercato. È deprimente vedere i nostri prodotti svalutati in questo modo. Secondo me non è proprio corretta come cosa. Allora, di elmi ne abbiamo 20. Facciamo la cotta di maglie, dai. Aspettate, però dobbiamo dargli un limite, perché sennò qua impazziamo. Anche qui una ventina di cotta di maglie, così i nostri uomini se li possono mettere e sono belli contenti e fieri. Qui siamo a 36, va bene, di archi. Ma quanti ne abbiamo prodotti nella realtà? Qui dobbiamo mettere quello che costa di meno, i rapanelli. Quanti ne abbiamo prodotti in realtà, scusate? 36, 7. Allora, gli scudi magari io ne farei un po' di più, perché 7 è proprio poco. Ne farei 15. E qui gli archi 36 forse sono un po' tantini. Facciamoli 20. Facciamo 20 e alabarde anche. Scusate, alabarde, lance. Va bene. Stanno deteriorando le risorse. Se qualcuno me le va a prendere, per favore, non lo so. Non lo so. Qualcuno me le può andare a prendere. Bisognerebbe dargli un comando specifico per questa roba, Qui c'è una stradina che possiamo attaccare. Attacchiamogliela. Ok. Tanto siamo in ottobre, l'inverno sta arrivando. 6 mesi. Siamo un po' sotto con il combustibile. Facciamo fatica. Facciamo fatica a rimanere con il combustibile elevato. Mannaggia. Ok, però la distribuzione è buona. Piccolo frizzino per noi per il salvataggio. Bene, dai, ci sono 4 robe. Qualcuno lo raccoglie, ragazzi. Un pezzo di carne, una carota, un altro pezzo di carne e il funghetto. Allora, un'altra cosa interessante. Dobbiamo migliorare il pascolo, perché il pascolo, ragazzi, ci dà tantissima altra roba. Ne importiamo livello attuale di scorte. Ne importiamo un po'. Allora, facciamo così, commercio. Io ho un bestiame, no. Non posso dargli il bestiame, no. Spazio per il pascolo, spazio per le stalle. Allora,
Eh, bello attuale di scorte. Mi porta allora a 10 a questo punto. Dai, spendiamo un po' di soldi, però vedrete che poi ci ritorna, soprattutto in cibo. Sta puntata è un po' così, un po' disfattista perché distruggiamo un po' tutto, però vedrete che poi alla lunga è tanta roba. Ok, 53. Allora, possiamo prenderci un'unità. La prendiamo da qui. E voilà, perfetto. Ora siamo in una persona in più che comunque armata pesantemente, non ancora al massimo delle sue potenzialità, però ci sta. Allora, qui andiamo a fargli che cosa? Potremmo fare un pollaio, visto che ha un'aia bella grande. Oppure altro, però io andrei sui polli adesso, dai. Andiamo sui polli e andiamo avanti. Scusate, stavo riflettendo. La ricchezza regionale si è abbassata di parecchio. Spero che sia dovuto al fatto che siano state a prendere le capre. Fatemi vedere. 15. Bah. Deposito generico pieno, dove? Ah, ok, lui. Certo, perché non c'è il segantino che lavora. Adesso glielo andiamo a mettere. Ok. Ok, qui è finita, perfetto ragazzi. Ora possiamo partire. No, partiamo da qua. No, partiamo dal centro a questo punto, così siamo sicuri di farla giusta. E qui. Ok, perfetto, è stata costruita la strada. E ora prendiamo le nostre belle casupole. Bam! E adesso andiamo a fare proprio una produzione massiva. Queste qui gli diamo un minimo di giardino perché poi le potenziamo tutte con una strada bella bella. Qui abbiamo sta cosa che mi rompe le scatole. Un po' più di qui. Ok, perfetto. E voilà. Perfetto signori, il villaggio sta decollando, signori. Ok, ben 5 posti letto. Io spero di attrarre un po' di persone. Ah, qui abbiamo... No, che palle. Qui abbiamo il coso, ma senza le persone. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Dico va bene perché per non bestemmiare, però vabbè. Come siamo messi ad arresto? Ok, potremmo fare anche le armi da fianco, eh. Anche le armi da fianco. Potremmo fare un po' di spadaccini. Che noi ne abbiamo, ma il problema nostro è aumentare la popolazione. È quello che dobbiamo fare noi. Siamo al 68% di gradimento. Perché c'ho un meno 8 da parte della tassazione. Però ci servono quei soldi, ragazzi. Oh, finalmente è arrivata una popolazione, un personaggio in più, perfetto. Ci ha impiegato un po' per arrivare, però vabbè. Allora, aumentiamo la produzione di legno e poi dobbiamo metterne anche uno al capanno guardiaboschi, assolutamente. Qua il cibo non ce n'è più, infatti. Ok. Pascolo 16 su 22, dai. Dai che va, piano piano. Intanto ci facciamo delle uova. Ok. Poi dobbiamo anche fare assolutamente la conceria, perché abbiamo un sacco di pelli da conciare, ragazzi. Veramente tante. Ok, tanto stiamo continuando a costruire case su case su case. Perfetto. Non abbiamo assi. Non abbiamo assi perché... No, no, però c'è lui. Dovrebbe portarmene. Dovrebbe portarmi. Bisognerebbe avere anche altri buoi, ragazzi, perché iniziano a diventare proibitivi. Ah, richiede manutenzione, ma non ce l'abbiamo i
Scusate, gli attrezzi, sì, ne abbiamo pochi per la verità però, Fatemi vedere. Mettiamone un po', Attrezzi, almeno 20. Andiamo avanti, dai. Perché se la cava non va bene, rischio di crollo. Questa cosa non mi piace. Cerchiamo di fare manutenzione. È chiaro che i personaggi le famiglie sono impegnate anche alla realizzazione delle case, quindi questo ci porta via ovviamente del tempo. Però ragazzi, cosa dobbiamo fare? Ok. Deposito generico pieno. Non so, ragazzi mio. Vorrei capire cosa sta facendo il bue. Ok, adesso glieli sta portando. No, sta portando là gli assi, va bene. Eh sì, per le case. Ok, intanto mi sembra che ci sia un'altra famiglia che è arrivata. Quindi... No, 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 cos'è qua? È crollata la diga. Porca la miniera, guardate ragazzi, è crollata. Dobbiamo rifarla. Non abbiamo le assi. Perché non ce le abbiamo le assi? Ma arriva il legno. Avanzate. Legname 5. Arriva il legno, non lo vedo. Non lo vedo. Perché non arriva? Ma se io... Scusate, allora a questo punto deselezioniamolo un attimo. Perché adesso stanno costruendo, quindi sono concentrati qua. Però, voglio dire... se non mi va qui... Allora, togliamo il falegname a questo punto. Lo so. Corpi in attesa di sepoltura, sono morti dentro. No, no, ragazzi, no. No, brutta roba, bruttissima roba. Allora andiamo a fare... No, dov'è che è il cimitero? No, ragazzi, sono morti dentro. Fossa di cadaveri. Allora, non sarebbe male farla qui, però vorrei fare in una zona un po' più imboscata. Questa la facciamo senza tirar giù gli alberi, dai, la facciamo in questa zona che è una radura naturale, mettiamola così. No, ragazzi, brutta roba. Poi la facciamo coprire dagli alberi, questa radura qua. No, brutta roba questa. Allora, guardate, facciamo così. Facciamo una sorta di strada secondaria che va alla chiesa e porta direttamente in un posto magico. Ok, così. Quindi questa si riunisce alla strada, si collega alla città e questa ci porta in un posto, un postaccio direi. No, ma sono morti dentro ragazzi. Tanto abbiamo costruito quasi tutto. Che tristezza. Vabbè. Allora, visto che ci siamo, diamogli un boost, dai. Visto che tanto ci sono tanti personaggi fermi. Non c'è legname. È possibile non ci sia legname? 28 di legna. Vorrei capire questa cosa. Ok, mettiamo due famiglie qui a recuperare i morti. Grave incidente, ragazzi. È successo un grave incidente. No, morti tutti. Quindi adesso dovrebbero tornare delle persone in più, teoricamente. Ok, questo sta lavorando, però è palese che io abbia bisogno di più buoi. Solo che più buoi significa più popolazione, più famiglie, più cibo. E io sto aumentando solo il numero ma senza avere il cibo. E questo insomma non è proprio il massimo. Ok, un altro familiare era già raggiunto. Eh, Mettiamolo qui. Oppure gli diciamo di costruire un'altra stalla. A questo punto diciamo di costruire un'altra stalla. I soldi non ci mancano fortunatamente, però... Un'altra stanga, però... Insomma, non è proprio bellissima questa cosa, eh. Allora qui mi sembra che ci sia un po' troppo casino. Questa magari la mettiamo... Dove la mettiamo?
mettiamo qua così. No, però mi piace un po' più isolata, cioè per i cavoli suoi questa. Tipo la potrei mettere qui, per esempio. Così, però qui che materiali porta? La legna potrebbe portare. Bah, non è che qui non mi fa impazzire come ruolo. Potrei metterlo giù di qui ancora, questo sì. Questo indubbiamente. Ne potrei mettere un'altra qui. Però sarebbero cavalli, non buoi. Perché lì io ci metterei cavalli. Qui abbiamo detto c'è il grano. Beh, potrei metterla qui. Potrei metterla qui, una stalla. Perché no? Fatemi vedere, scusate un attimo, il pannello delle costruzioni, fertilità, come eravamo messi. In realtà no. In realtà no. In realtà no. Potrei metterla qui. Qui la potrei mettere. La mettiamo qui e va bene, dai, di fronte alla cava. Sì, non mi fa impazzire il fatto che la distanza non sia proprio non sia proprio una bella roba da vedere. Piuttosto questa la mettiamo qua, dai. Che anche esteticamente secondo me è un po' meglio. La mettiamo qua. La mettiamo qui. Facciamo così, che è un po' più bella esteticamente. Dai, un po' più bella. E ci compriamo subito degli animali a questo punto. Cosa dobbiamo fare? Meno uno. Ok. Intanto rientrano, ma secondo me quelli che rientrano sono i morti, ragazzi. Sono quelli che rientrano qua. A proposito, non abbiamo più... Ah sì, legno, no, cioè adesso ce li abbiamo. Sì, sì, secondo me sono questi animali qui. Ordiniamo un animale. Spendiamo questi 20. Però ci deve essere più trasporto. Perché sono proprio i tronchi che mancano. Facciamo così. Ok. Qua volevo fare un magazzino, però vabbè, boh, magari sposterò il granaio. No, 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 no. No, no, demolisci no. Assolutamente. Eh, questa è vuota, questa è vuota, questa è vuota, questa è vuota. E questa è piena. Oh, interessante. Allora, questa è piena. Fatemi vedere. A livello di pecore, come siamo messi? Pascolo. Mm, ci vuole ancora un pochino. Ci vuole ancora un pochino. Allora, facciamo un altro... no, facciamo l'upgrade. Dobbiamo fare l'upgrade della casa. Facciamo l'upgrade. Anche perché le case di paglia vicino al mercato direi proprio assolutamente no. Ma assolutamente. Devono essere tutte belle in... tutte belle... che come si dice? Cambiate, ecco. Migliorate. Mi viene in mente la parola. Anche qui sarebbe da migliorare. Però poi ci manca l'orticello. Dobbiamo farlo in giro da qualche altra parte. Dove lo facciamo? Boh, 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 boh. Qui potremmo fare qualcosa, proprio a livello di costruzione dell'ambiente. Anche perché non abbiamo neanche una cosa d'acqua qua. Facciamola. Una d'acqua per le caprette. Ce la prendiamo così. Bene, intanto si è trasferito in un'altra famiglia. Ottimo. E l'ho vista qua. Vero? Sì. Facciamo l'upgrade anche qui. Solo che per fare l'upgrade ci servono le assi. Insomma, siamo sempre alla solita questione, ragazzi. Qui è arrivato l'animale. No, non ancora. Non ancora. Però dai, stanno procedendo. Probabilmente prima li ho intasati con la costruzione di 80 case. Adesso sembra che stiano migliorando. Mettiamogli un falegname qui. Mi dice non c'è più vino, mio sire. No, questo è un altro film, è un'altra storia. Andiamo a scavare qui intorno. Una persona però inizierei a metterla qui e inizierei a costruire questo. Allora, allarghiamo un attimo il range. E costruiscimi tanti belli alberelli qui in questa zona.
Qui me l'ha fatto. Oh, ok, finalmente adesso possiamo costruirla. Questa è priorità altissima perché ho tutto bloccato altrimenti. Eh sì, per forza. Poi mi piace questa storia della stradina principale e della strada un po' più meno utilizzata, con la strada che si biforca. Mi piace. Devo dire che mi piace assai. Chissà quando la vedremo, ma tu stai facendo qualcosa nella tua vita, uomo, o no? Perché non capisco. Oh, qui siamo... Oh, perfetto. Qui siamo... Abbiamo raggiunto la metà e qui, tra l'altro, abbiamo anche... Ah, Dio. Non abbiamo abbastanza uomini. Allora, il capraio qua non ci serve più, quindi togliti. Stop al commercio. Vai a costruire immediatamente e tu allora mi diventi un bel macellaio. E con questo, signori, riusciamo ad aumentare il cibo. Benissimo. Contentissimo di questo. Qui cosa facciamo? Potremmo fare degli indumenti o le scarpe. Io non so con quali... Con quali... non c'è modo di vedere, no? Quali risorse. Non c'è modo. A parte il fatto che... Con che indumenti faccio? Che non ho neanche la conceria. No, che indumenti faccio? Assolutamente. Mi manca sempre personale, porca miseria. L'unica cosa buona è che l'esercito pian piano aumenta. Piano piano. Piano piano, con calma, però qualcosina si vede. Ok, qui assi di legno come se non ci fosse un domani. Allora, mettiamo un limite però alle assi di legno, perché sennò ragazzi... Ah, vedete? Ah, è dedicato, cioè lo posso dedicare al legno e mi porta il legno fino a qua. E poi deve essercene uno dedicato a qui. Ecco perché prima quando l'ho messo dedicato di là. Ok, ho capito. Allora, e anche le assi. Qui rimane fino a 5 tronchi. Io farei fino a 8. E il numero di assi... No, 60 va bene, però qui facciamo che ce ne devono essere almeno 8 disponibili per costruire un po' di più, perché sennò 5 è proprio poco. Bene, intanto è arrivata un'altra personcina, ottimo. Sì. Guardate qui che stanno costruendo la miniera con l'entrata e tutto. Quindi quegli altri poracci sfigati sono finiti qui. E poi adesso 2 mi sembrano eccessivi, ne lasciamone uno. Cioè c'è il becchino ma non c'è il prete. Questa è una roba interessante. Ok. Qui il cibo sta andando. Bene. Qui possiamo, abbiamo detto, migliorare. Però non voglio togliere adesso il lavoratore da qua, onestamente. Qui è arrivato qualcun altro. Allora miglioriamo anche qui la stalla. Cioè la stalla, la casa. E andiamo a migliorare proprio tutto. Ok, qui siamo 22, 22, 22, perfetto, ma ci vuole ancora tantissimo, ragazzi, porca miseriaccia. Qui va bene, tu rimani gallina. Questi poi andranno tolti perché sono un po' troppo... Una banda invasori è stata vista nelle vicinanze di Nassau. È stata avvistata un'unità nemica. Ah, sono i nostri, ragazzi, perché abbiamo finito le incursioni di Nassau. Ah, dei gialli, porca miseria, peccato. Peccato, perché se fosse capitato a noi testavamo un po' le nostre armi, la nostra forza. Alta, 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 alta. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ah, sono tutti spawnati qua. Allora, vediamo un attimo cosa succede. Per curiosità, poi chiudiamo, eh. Ah, lancieri mercenari. Ah, il giallo ha richiamato i mercenari. Sono partiti da questa zona per far fronte... Ma cosa sta succedendo, ragazzi? 52 di Comiatus. Io spero che siano mercenari, perché se sono dei gialli... Ma come cacchio hanno fatto i gialli a costruire una roba del genere? Spero che... Ah no, questi sono i loro. Ok, quindi questi sono sicuramente dei mercenari. Sicuramente. Boh, andiamo un po' avanti a questo punto, non lo so. Un po' avanti, vediamo cosa... guardateli. 32, 32.
4 eserciti da 32 uomini, ragazzi. Wow, di lance. Noi ne abbiamo 4 anche noi, ma scarsi, scarsi, scarsi. Ah, a proposito, prima che mi dimentichi, va, prima che poi il cibo se ne vada via. Cioè l'oro, scusate, prendiamone altri uomini del Comiatus che ci costano ben 50 cocuzze. Missione completata, invasioni nelle vicinanze. Ma cosa? Cioè sono morti? Li hanno ammazzati per me. È stata avvistata un'unità nemica, ma dove? Dove? Ah, ok, qua. Ok, va bene. È un bel casino. È veramente un bel casino. No, no, ragazzi, dobbiamo assolutamente gustarci questo scontro. Che tra l'altro dovremmo essere noi. Ora vediamo loro come si comportano. Anche per vedere un po' l'IA. Comunque sono 3, non è che sono pochi pochi, Attenzione allo scontro, vediamo. 4. 4 da 18. Wow, ragazzi. 4 da, 4 da 18 è tosta. Ok, guardate qui. Ma questo è bardatissimo. No, ok, non ha neanche l'elmo. C'è lo scontro. Attenzione, vediamo un attimo come si svolge. Indecisi. Indecisi. Non ho fatto il momento dello scontro della rincorsa. Ma quindi i gialli hanno speso soldi per reclutare mercenari. Mercenari che però sono distantissimi a questo punto, mi verrebbe da dire. Non li vedo, tra l'altro, non li vedo più. Allora, se così fosse, a meno che questi non siano i mercenari, no, ma secondo me sono proprio villici questi. Eh sì, lanciere della milizia, lanciere della milizia, lanciere della milizia e Comiatus. Allora, vediamoli, vediamo lo scontro. Dai, bruciategli qualche casa. Guarda qui. Ma guarda qui che robe che hanno. Dai, bruciategli le case. Fate scappare un po' di popolazione qui, però dovevate stare tutti di qua, ragazzi. Vabbè, guarda questi. No, non ditemi che questi passano e vengono da me questi, Secondo me sì. No, tornano indietro, ok. Ma sono disorganizzati, non si capisce una mazza. Tentano il caricamento, ma non sanno chi caricare. Questa roba qua non mi piace. Ok, qui c'è lo scontro, primo scontro, 31. Mamma mia, hanno già perso un uomo. Ma 31, ragazzi, non vinceranno, non perderanno mai, volevo dire. Allora, velocizziamo un attimino. Infatti sono già in down. Questi 15. È stato un altro esercito sovrano. Sì, sono... Sì. Sì, 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 sì. Direi che questi sono pieni di soldi, comunque, per prendere così tanta roba. Mamma mia, che cacchio. Vabbè, andiamo avanti. Assistiamo un po' allo scontro. Ma qui guardate, qui c'è una ressa incredibile. Questa musichetta poi è molto carina. Botte da orbi. Sì, ragazzi, qua se li danno di santa ragione. Ma questi sono già scappati. Questi scapperanno a breve. Bella però, devo dire che graficamente, ragazzi, Manor Lord sa il fatto suo. Qui sono stati polverizzati dai lancieri. Un po' di morti gliel'ha fatte, dai, un po' di danno gliel'ha fatto. Unità mercenarie gli ha fatto spendere i soldi. Questo ci avvantaggia. È solo che adesso prenderanno un bel po' di influenza, perché hanno fatto fuori 4 eserciti. Quindi questo vuol dire che nei prossimi turni il nemico avanza. Ecco, stavo dicendolo. Ecco, stavo dicendolo, signori. Avanza una rivendicazione. Ai ai ai. Tra l'altro, proprio la nostra città, quella di Forte Altopiano. Cosa fare, signori? Cosa fare? Quindi gli eserciti di... Gli eserciti mercenari, signori. No, ragazzi. Questo gameplay potrebbe finire qui. Potrebbe finire qui. Dov'è il teatro di scontro? Fatemi vedere. Ah no, devo ovviamente andare in battaglia. Quindi dichiarazioni di guerra. Fatemi vedere dove. Qui. Il terreno di combattimento è qua. Tra l'altro è il mio territorio. Come ti permetti? Come ti permetti? È qui.
e abbiamo 90 giorni per arrivare allo scontro. Ah, come facciamo a vincerla, ragazzi? Come facciamo a vincerla? Io lo so come facciamo a vincerla, così. Meno 84. Meno 84. Eh... Beh, però se siamo al 100%. Ah no, è qui. Scendiamo a 17. Meno 8. Meno 17. Ah, ragazzi. Ah, ragazzi. Quindi se ci fanno il claim di tutta la regione e noi perdiamo, siamo fregati. Questo mi state dicendo. Questo mi state dicendo. Ci mancano uomini. Mancano uomini all'appello. Va bene, speriamo che nei prossimi mesi la situazione cambi. Cerchiamo di giocarcela in maniera tattica, altrimenti, ragazzi, sarà l'ultimo gameplay di questa serie. Un po' esplorativa che... Insomma, ci ha fatto sognare, però ci ha fatto anche star male. Vabbè, vediamo un attimo il prossimo gameplay. Grazie per essere rimasti con me, signori, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Bella.